Questo programma è offerto da Aspiag de Spar. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7. Come di consueto vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Questa sera sarà una puntata interessante perché scopriremo come vengono, non stavo dicendo costruite, più che costruite, vengono disegnate le automobili e tanti altri accessori che voi avete in casa, perché per farli ci vuole un designer e lui questa sera proprio ce l'abbiamo con noi, e lui è Carlo Gaiano. Grazie di essere con noi. Buonasera. E dunque è un onore e un piacere averlo, perché ci spiegherà tutto e ancora di più di come si costruiscono, sbaglio sempre, come si disegnano, come si progettano esatto, autovetture, e poi anche tante altre cose che lei riesce a disegnare. Però prima di parlare con il nostro gradito ospite andiamo a vedere l'assessore Ciano Contin cosa ci racconta questa settimana. Grazie per la linea Giorgio, un saluto a te e al tuo ospite in studio. Qui invece accanto a me c'è il nostro ospite qui al Minuto Politico, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio Femociaro. Ormai lo conosciamo da tempo. Esatto. Assessore, so che lei si è preparato un discorso particolare per spiegare quali sono le nuove iniziative che avete in comune, una in particolare. Una in particolare, giusto? Bravissima. Sì, vede, bravissimo. Senz'altro, è un'iniziativa che è aperta sul fatto che noi... È un'iniziativa che è aperta sul fatto che noi... Scusi assessore, che verte, non aperte. Parliamo in italiano per cortesia, no verte, si dice aperte in italiano. Cerchiamo di avere anche un certo, per cortesia, se no la gente non capisce da casa, certo, se discorri in dialetto. Un'iniziativa che è aperta sul fatto che noi abbiamo caro come comune di portare i nostri giovani a contatto con l'inglese, fargli imparare l'inglese. Abbiamo caro attivare un gemellaggio con una città straniera affinché i nostri tosati possano dopararsi. Dopararsi italiano, no? Esatto, Giusto? Sì, certo che sì, certo nella conoscenza della lingua inglese. Oh, questa è una bella iniziativa. Un bel gemellaggio, uno scambio culturale. Se ho capito bene, un gemellaggio con un'altra città straniera affinché poi questi giovani possano imparare l'inglese andando lì magari. Bravissima, a studiare. bravissima. Qual è la città? Qual è la città? Beh, è una città in cui avvenga la possibilità che d'estate i giovani che non hanno scuola possano andare a studiare. E qual è la città? È una città in cui abbiamo proprio l'intenzione, studiando, che l'incontro con una cultura differente ti fa dire senti come parlano. Siamo d'accordo, ma qual è la città? Perché se l'inglese non vai da nessuna parte. L'abbiamo capito, qual è la città? Formentera. Abbiamo deciso di... Ma cosa dice Formentera? Cioè l'unico posto dove non si può andare a studiare inglese, mi pare. Cioè, ma cosa dice? Formentera non è in Inghilterra. Ho capito, ma è un luogo in cui un toso si cementa sulla lingua stesso, no? Si cimenta, semmai. Ma poi non è questione. Cioè, io la cementerei alle volte quando mi fa queste cose. Cioè, guardi, lei ascolti... il migliore sarà l'Inghilterra. No, ascolti il discorso che ho apparecchiato, ne approfitto dei mezzi radiofonici in cui siamo. Non siamo in radio, siamo in televisione, assessore, ci sono le telecamere, ci sta riprendendo. Proprio per comunicare a questi cittadini, i formentoni, credo si chiamino. No, non credo che si chiamino Formentoni, no. Per creare questo rapporto e firmare la carta del gemellaggio. Certo, so che su che carta firmeranno, sono quasi certo, sì. Sono Ciano Contin, assessore di un piccolo paesino veneto che ha caro in domandarvi il gemellaggio per l'inglese. Sì. Si dice che il mondo oggi è globale, anche a voi? È inutile che fa così, non si capisce niente di quello che ha scritto, cosa significa? Ogni grande incontro nasce sempre da un incontro. Ma bando alle chance. Ciance. Senz'altro. Chance. Presentiamoci. Siamo un paese di 3.861 anime. Fa 3.860 che abbiamo a Olga e ha 95 anni, se da Nadal che è in ospedale per me è questione di attimi. Salutiamo piuttosto Olga. In bocca al lupo per la pronta guarigione. Nel nostro paese vi si coltiva il mais, la barbabietola da zucchero, la soia,
Il settore siderurgico e il terziario sono senz'altro importanti. Scusi, dove ha preso questa descrizione? Sul sussidiario delle medie del mio lavoro non sapevo cosa dire. Il nostro paese confina a pochi km con Venezia. Pochi? Km? Chilometri. Ah. Città nota in tutto il mondo a causa dell'acqua, come voi del resto, Formentera. A pochi chilometri da Sottomarina. Non è nota per l'acqua come una... Mamma mia, per piacere, continua. Assessore. Sottomarina, città nota che ha l'aria che fa bene ai piccoli. Sì. Come riesce a banalizzare il... Confiniamo anche a pochi km da Altopiano di Asiago, in dove hanno speck, formaggio e biciclette elettriche per fare il costo senza fatica e tante altre meraviglie. Insomma, amico Formentone, noi italiani siamo un popolo di sarti, tom tom e chef stellati. Ma cosa dite? E poeti, navigatori... Nel nostro paese siamo quasi tutti accoglienti, venite, non abbiamo malattie particolari. Mia moglie intanto ha un sfogo sulla schiena, ma dipende da quello che ammagna, però... sì, ma io non lo scriverei, non no, per fare... specifichiamo. Sì, no, infatti. Per il resto il nostro è un popolo sano, a parte Olga che te lo dico. Sì. Dopo non è che dovete venire per forza, ci interessa più che altro venire noi a Formentera. Scomincerei io, personalmente, a portare il mio saluto con una piccola delegazione. Possibilmente dal 27 luglio al 3 agosto. Che anche mia moglie ha ferie. Ah, è fatalità. Lei fa parte della delegazione, immagino. Gli altri della delegazione chi sono? Il sindaco, il vice sindaco che ha ferie. Forse anche Maurizio che deve sentire però se in bottega chiudono solo agosto o anche la settimana a cavallo con luglio. Chissà che... Chissà che ci riesca Maurizio, incrociamo le dita. Dopo, per carità... Anche alla terza di agosto ci organizziamo. Ah beh, sì, chiaro. Prego, assessore, finisca questa non so come definirla. Avevamo parola di andare su a Folgaria, dai sui di mia moglie, ma anche se non andiamo non importa. Fatemi sapere, per la settimana dopo ci mettiamo d'accordo. Sì. Ecco, evviva cultura e scambio sì. l'inglese. Che bello, che bello. Questo è proprio, viva la cultura, grazie assessore per questa perla proprio, mamma mia. Bello lo scambio culturale, loro verranno qui e non so quanta ne troveranno, e lei speriamo. Quindi noi vi ridiamo la linea, grazie di tutto. Senz'altro. A voi Giorgio la linea. Mamma mia, assessore. Speriamo che mi risponda, che andiamo a provare a Rodi, Creta e anche a Malta. Non mi ha risposto né i murari, né i roditori, né i cretini, non mi ha risposto nessuno. Eppure tra cretini magari ci si capiva, no? Va bene, salutiamo anche noi Marco, Pippo e Gaetano. Vi ricordo che tutte le sere prima della nostra programmazione serale va in onda un loro sketch, come sempre molto simpatici. In questo poi tra l'altro sorridevano tra di loro, erano davvero molto felici dello sketch che stavano mandando a noi. E va bene, allora ritorniamo a noi con Carlo Gaiano. Sto leggendo qui la sua storia che ha conseguito la maturità artistica alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, poi ha seguito anche la Scuola d'Arte applicata al design di Torino, il corso di architettura della carrozzeria. Come mai è nata questa passione di design? Dove nasce? Non lo so, penso che nasca dal fatto che quando nasci in una certa città dove respiri non solo l'industria, ma respiri l'automotive, in quel momento tante cose ti sembrano normali, per cui rimani affascinato da questo mondo, rimani affascinato dal mondo del design, ma non tanto dalla parte finale della produzione, quanto da quello che succede prima. Io penso di aver avuto la folgorazione a un salone di Torino, dove da bambino, quando sei a scuola, nelle scuole dell'obbligo, ti portano al salone dell'auto. Io tante volte mi chiedevo perché ci portano al salone dell'auto a vedere le stesse cose che vediamo sulla strada. Poi l'ultima volta che mi hanno portato invece mi hanno portato nel saloncino dei carrozzieri
dove c'erano le vetture di Pininfarina, di Bertone, di Ghia, eccetera, e io sono stato folgorato, nel senso che ho detto questo è quello che vorrei fare nella vita. E dopodiché con tanta fatica sono riuscito a farlo. Anche perché per entrare in quel mondo lì credo non sia sicuramente una cosa facile. No, diciamo che la selezione non è dura, è durissima, oltre l'immaginabile. Ecco, al di là di tutto, una domanda la voglio fare. Lei nasce a Torino, quindi nasce giustamente nella città dell'automobile. Perché non è più la città dell'automobile? Perché Torino, l'Italia, non è più, poi andremo a parlare ovviamente dell'automobile che lei ha disegnato, non è leader nel settore automobilistico come lo sono le case tedesche, tanto per fare un'idea, o qualche altra americana, ma io parlo del nostro territorio dell'Europa. Allora, diciamo che noi abbiamo puntato moltissimo su quello che è la nostra cultura e quindi sulla bellezza dell'automobile. Quindi noi per anni abbiamo fatto le vetture più belle del mondo. Cioè noi direi che negli anni 50, 60, 70 abbiamo fatto delle vetture stupende, il mondo si è stupito. Alla fine degli anni 60 all'inizio degli anni 70 tutte le case automobilistiche arrivavano al Salone di Torino ed erano pressoché scioccate da quello che proponeva il design italiano e quindi automaticamente arrivavano a Torino a farsi disegnare le vetture. Non esagero dicendo che queste aziende avevano la coda di clienti fuori dell'azienda, quindi era una cosa estremamente positiva. Poi cosa è successo? Che forse ci si è seduti un pochettino sugli allori da una parte, un po' diciamo che l'industria, ma anche chi ha gestito l'industria, non è stata al pari passo e quindi non ha avuto quei, come si può dire? Gestito in che senso? Gestito nel senso di capire... Perché se noi facevamo le automobili più belle del mondo, come sta dicendo lei, avevamo un designer, come stiamo vedendo, straordinario, avevamo la coda negli uffici, perché poi... Le faccio un esempio che le spiega perfettamente questa cosa. Italdesign partecipa a un concorso fatto a New York sul taxi di New York e Italdesign per esempio ha tirato fuori un'idea per quel tempo geniale, che era fare la vettura più alta in maniera tale che chi va in taxi non debba chinare la testa più di tanto. Questa cosa è stato un successo ed è stata in qualche modo l'amministrazione di New York che ha fatto questo concorso. Non è che l'amministrazione in Italia di tutte le nostre città o qualcuno abbia detto facciamo un taxi che sia unico, facciamo in modo che la bellezza del nostro paese sia interpretata su un oggetto che si muove da un qualcosa di particolare. Se noi andiamo a Londra vediamo che il taxi è quello di Londra. Ma perché lì sono d'accordo tutti i taxisti? Per esempio io ho fatto questa domanda proprio dopo, io amo Londra quindi vado spesso, ho chiesto ai tassisti delle nostre città, ma perché non copiate e avete la macchina tutti uguali? E lo sai cosa mi ha risposto in diretto? Mettili d'accordo tu i tassisti di prendere la macchina tutti uguali, perché chi vuole la Mercedes, chi vuole la Kia, chi vuole... Certo. Il problema non è però un problema dell'amministrazione, diventa un problema dei soggetti. Ma diventa anche un problema se chiunque va a fare il turista a Londra va sull'autobus a 2 piani, chiunque va a farsi un giro sul taxi, perché quell'oggetto lì lo trova solo lì. Determinate cose sono particolari. Quindi se uno va in Giappone va a provare la monorotaia, prova determinati sistemi di trasporto. Noi non abbiamo avuto questo. Non c'è un oggetto. Io vado a Firenze, vado a Venezia no, ma vado a Roma, vado in una città d'arte italiana e magari il taxi è Però, pessimo. mi scusi Carlo, io le chiedo, però il paradosso è che le case automobilistiche che vanno meglio sono le tedesche, l'Audi in primis con tutte le concessionarie che poi ha preso, altre case automobilistiche, mi sono spiegato male io, però lì, i taxi sono anche lì uno diverso dall'altro. Sì, assolutamente. Cioè, solo a Londra sono tutti uguali, se lei gira l'Europa, per non il mondo solo... Ma certamente, quello era solo un esempio, però noi potevamo avere un taxi che esiste solo in Italia, potevamo avere un qualcosa che esiste solo qua.
Beh, guardi, Visto che tutto il mondo veniva in Italia a farsi disegnare le chiedo vetture. macchine dei politici, degli amministratori, macchine della polizia, dei carabinieri, tanto dovrebbero essere italiane, anche le automobili italiane, invece le vedi tutte le nazioni. Una volta c'era una... C'era l'Alfa che faceva... Una volta c'era per esempio le macchine della polizia che erano tutte quante della stessa marca, le moto dei carabinieri, dei poliziotti che erano tutte della stessa marca. Ricordo Guzzi. La Guzzi per esempio era quella, ma l'ha avuto anche in California, avevano anche Ecco, la ma Guzzi. perché al di là di questo che sarebbe giusto fosse così, però ormai il mondo si sta globalizzando, quindi la cosa la vedo difficile. Ma la domanda mia è perché Torino non è più rimasta la capitale dell'automobile? La Fiat è andata in difficoltà, era per che purtroppo i costi in Italia erano eccessivi, la manodopera lo stesso, cioè quello è il vero motivo secondo lei che la casa automobilistiche italiane hanno fallito quasi tutti perché la Fiat, che era più importante, è andata in America, insomma. Allora, ci sono due mondi, c'è il mondo della produzione che quindi a Torino esiste solo e unicamente la Fiat o l'FCA, potremmo dire, c'è solo quella, nel senso che c'è rimasta solo quella. Negli altri paesi avevano diversi marchi che non sono spariti. Se prendiamo la Germania o la Francia, per fare due esempi vicini, c'erano diversi marchi che sono andati avanti. In Italia non vi era concorrenza, nel senso che praticamente c'era la Fiat e basta. Sì, oddio, c'era la Lancia. Che era della Fiat. Poi è diventata della Fiat, c'era l'Alfa Romeo che poi è diventata della Fiat. Anche l'Auto Bianchi che è diventata della Fiat, anche Moretti che è diventata della Fiat, potrei citarne altre. Mi scusi, mi viene domanda, perché sono andate della Fiat queste aziende che perché potevano sono state acquistate dalla Fiat? Ma perché non ce la facevano a vivere da sole? Diciamo che quando in un mercato che si stava restringendo, è un po' quello che succede adesso, noi adesso penso che abbiamo in tutto poco meno di 30 marchi nel mondo, ma se analizziamo la situazione di 30 anni fa erano magari 50, 60, si sta riducendo sempre più, quindi probabilmente nel futuro avremo pochissimi marchi. Perché c'è poco margine nella vendita e quindi sono e devono essere per forza delle multinazionali a fare questo, oppure per quale motivo? Ma il motivo principale è che produrre un'automobile costa un sacco di soldi, questa è la base, perché le attrezzature costano, effettivamente svilupparle costa un sacco di soldi, quindi attraverso vari accordi che fanno di partnership, quindi con gli stessi motori, siamo nella situazione che uno pensa di comprare un marchio ma in realtà ha comprato il motore di un altro che sta dentro la sua macchina e non lo sa. Io ho amici che hanno comprato determinate vetture che sono convinti di avere quel marchio, in realtà il motore l'ha fatto qualcun altro, quindi tutto questo è molto, come si può dire, molto mischiato come concetto, no? Rimane l'immagine del brand su cui uno si lega perché gli piace, perché è affezionato, eccetera, ma in alcuni casi ci sono queste differenze. Però c'è un concetto che a livello mondiale, aumentando questa, se vogliamo, questa globalizzazione, molte cose si uniscono. E quindi magari non abbiamo più 10 costruttori di poltrone, ma fra 3 anni ne avremo 2. Questo succede e per le auto succede la stessa cosa, succede per tutto. No, è successo, ma perché? Non mi ha ancora risposto a questa domanda. Perché siamo andati così male, tant'è che oggi la Fiat non esiste più? Come sta anche succedendo adesso, l'automobile è quasi stato un mondo da, come si può dire, su cui bisognava prendere, ricordiamoci le tasse sulla benzina e quant'altro, ogni volta che c'era bisogno di qualcosa c'era quello. Se noi analizziamo la faccenda dell'inquinamento, eccetera, in realtà la prima forma di inquinamento non è assolutamente l'automobile, non è il mondo dei trasporti, ma bensì il mondo del riscaldamento, eccetera, eccetera. Sono ben altre le cose che inquinano. Inquina anche quello senza ombra di dubbio, insomma, ma non che è la macchina ci mette qualcosa di suo, insomma. Sì, mette qualcosa di suo. Dove l'aria è pura, in montagna, e passa un'automobile, sente lo scarico immediatamente. Qui ne passano a migliaia e non senti nulla. Però se noi facciamo il confronto tra quello che inquinavano le vetture negli anni 60
60 e quello che inquinano adesso non c'è minimamente Solo che negli paragone. anni 60 erano 3, oggi sono 3 milioni. Oggi sono 3 milioni e uno è questo. L'altra cosa è che negli anni 60 non ci avevano detto che faceva male, perché c'è anche questo concetto da È vero dire. che questo, Perché nei disegni oppure nelle illustrazioni dei bambini all'asilo, negli anni 60, me lo ricordo, c'era l'immagine di una città con le macchine e i camion che facevano il fumo. E quindi sì, non ci piaceva perché la puzza la sentivamo anche allora, però non ci avevano detto che faceva così male, ecco. Certo. Poi ritorniamo, andiamo un attimo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.